Se solo sapessi dov'è, dove ho perso la mia pazienza. L'anteprima di Rosa e Nero, bentrovati a festeggiare il record di punti, la promozione in Serie A. Direte voi, bisognerebbe trovarsi così oggi, con un clima assolutamente festoso. Noi lo manterremo il clima festoso, però è arrivato subito il presidente Zamparini che ha detto nell'ordine: il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti non rinnoverà il suo contratto. Arriva Franco Ceravolo, Iachini invece rinnova fino al 2016 con un'opzione per la prossima stagione ancora. Dunque, ristrutturazione aziendale, così è stata definita da Zamparini. In realtà di ristrutturazione aziendale c'è ben poco, perché siamo andati a toccare tutta l'area tecnica, quindi di solito le società che adesso vengono considerate delle aziende, mi pare che però di ristrutturazione aziendale ci sia ben poco. In bocca al lupo a questo nuovo Palermo, in bocca al lupo chiaramente a Franco Ceravolo, un ringraziamento a Giorgio Perinetti, perché ha costruito insieme a Iachini nella seconda parte di stagione di fatto, ma in estate ha costruito questa squadra che poi ci ha portato con tutti i record in Serie A. Parleremo ovviamente di questo e di tanto altro. C'è anche un altro Palermo promosso nella massima serie, una puntata dedicata anche all'editoria con due libri molto particolari legati alla storia del Palermo. Momento della lavagna tattica con Ignazio Arcoleo. Ignazio, ben trovato. Buonasera a tutti. Salutiamo anche la lavagna tattica e il pennarello, andiamo tutti in vacanza, li salutiamo anche loro, però da dire, andiamo in vacanza con un pensiero, con i progetti futuri. A dire il vero, Ignazio, tu da sempre hai detto attenzione perché una cosa è giocare in Serie B, attenzione perché una cosa è quando tu hai la squadra nettamente più forte delle altre, attenzione perché quando si andrà in Serie A bisognerà giocare in maniera diversa, perché ormai il calcio europeo lo impone e anche le grandi squadre italiane si stanno adeguando. Mi fai vedere come potrebbe giocare il Palermo l'anno prossimo, poi capiremo con quali giocatori, insomma cercheremo di fare un po'. Intanto diciamo una cosa importante, io ho contrapposto sulla lavagna due moduli di gioco differenti, il 5-3-2 con il quale ha giocato il Palermo o la Juve o l'Inter, contro un 4-3-3. Come vedete, nel momento in cui io qua ho messo alla lavagna le pedine, insomma, schierate con riferimento al fatto che la palla ce l'hanno i blu, in questo caso la squadra che difende è la squadra rosa. Nel momento in cui i blu sono in possesso di palla, per andare a fare un'opera difensiva corretta, i giocatori che giocano con la difesa a 3 devono forzatamente abbassare i due laterali di centrocampo e comporre una difesa a 5 dal momento che si parte con uno schema iniziale di 3 difensori centrali. Cosa vuol dire 3 difensori centrali e la difesa a 4? Qual è la differenza sostanziale tra la difesa a 3 e la difesa a 4? Sostanzialmente sta proprio in queste piccole cose che ho fatto notare succintamente adesso, cioè
gli avversari mi giocano con 3 punte, quando sono in possesso di palla a me mi costringono a difendermi con 5 difensori. Chiaro. Mentre se io giocassi con la difesa a 4, mi basterebbero i 4 difensori contro i 3 attaccanti, perché io già ho l'uomo in più in difesa, cosa che richiede il principio fondamentale della tattica difensiva, cioè quando difendi un uomo in più, non 2 in più come in questo caso. Altro elemento importante, io ho cerchiato i 3 difensori centrali. Vedete, se gli avversari dovessero giocare per esempio in maniera più accorta, cioè mettendosi dietro con un 4-5-1 lasciando una sola punta avanzata, ciò significa che la squadra che gioca con 3 difensori, adesso io sto alzando in questo caso le pedine per quanto riguarda la fase di gioco che è adesso in mano ai rosa, e su un solo attaccante rimangono 3 difensori centrali. Questo non è corretto, perché basterebbero 2 per avere uno. In buona sostanza, dovendo giocare con la difesa a 3 significa che io perdo nell'economia del dispendio energetico della partita, perdo un giocatore che mi rimane costantemente dietro, mentre i miei avversari hanno la possibilità di fare partecipare all'azione offensiva un giocatore in più, dal momento che la difesa a 4 lascia sempre i 2 centrali a difendere, mentre i terzini si alternano nella fase difensiva. Quindi sostanzialmente la possibilità di poter utilizzare un giocatore in più nella fase di attacco e di difesa consentirebbe ipoteticamente a una squadra che ha un valore X, che si contrappone a un'altra squadra, sempre con lo stesso valore X, ma che però gioca a 3, la squadra che gioca a 4 ha un elemento che può essere determinante alla fine della risoluzione della partita, perché c'è un giocatore che partecipa più attivamente a tutte le fasi di gioco. Fermo restando un principio fondamentale, che il calcio volge verso l'eclettismo, cioè il calcio è portato a una partecipazione corale, collettiva di tutti i giocatori alla fase propositiva. Anche il portiere dovrebbe venire fuori a giocare con i piedi e partecipare al gioco d'attacco. Tu parlavi però di parità di forza, e quindi chi parlo gioca... di parità di forza. Ok, cosa succede però? Chiaramente se io gioco con uno strapotere, la Juventus o il Palermo, in questa categoria, se io gioco con uno strapotere, cioè i migliori attaccanti, i centrocampisti più forti che sono individualmente surclassano i loro avversari, è chiaro che avendo superiorità di forze, chiaramente difendendo a 3 tu ti garantisci l'impermeabilità difensiva. Chiaro. Cioè la difesa ti diventa ermetica, perché nel momento in cui gli avversari dovessero osare di attaccare, tu quando ti chiudi a 5 con giocatori di livello superiore, stiamo parlando di giocatori con un livello tecnico superiore agli avversari, attenzione. Cioè un'ipotesi, e allora tu non pigli Juventus Palermo, un Milan Palermo, un Inter Palermo. Quando è importante, allora Iachini vuole partire, entriamo nel merito adesso. Iachini ha detto: io voglio giocare il prossimo anno con una difesa a 4, voglio fare un 4-3-1-2. Corretto. Allora il sistema di gioco diventa 4-3-1-2. Ma perché Iachini dice in Serie A ho bisogno di 4 e non 3? Perché in Serie A dal momento che gli avversari sono dello stesso livello o un livello superiore, Iachini ha bisogno della partecipazione attiva alle fasi di gioco di un giocatore in più. Cioè è inutile che si tiene un difensore dietro che non ti partecipa, perché sennò le prende anche da quelli che hanno pari forza. Attenzione, rischia di prenderle. Ora, nel momento in cui lui decide questo, è una cosa che io condivido, perché lui comincia con un giocatore di intensità e di forza a metà campo, comincia a dare nel quadrilatero di centrocampo una forza maggiore che è propedeutica alla fase di pressing, e quindi la difesa si scarica dalla responsabilità di avere sempre diciamo, la pressione avversaria. Quando potrebbe giocare, sfruttare il meccanismo del gioco a 3 in difesa? Quando per esempio si trova ad affrontare il Milan
o una squadra, l'Inter, che giocano, essendo superiori al Palermo, giocheranno il Milan di Inzaghi per esempio, no? Si schiererà con un 4-3-3. un 4-3-3. Ma il Milan di Inzaghi, oltre a fare, quindi terrà sempre 3 giocatori così, ma il Milan di Inzaghi ha anche le 2 mezze ali, vedete, che vengono a supporto dell'azione offensiva. Quindi diamo la palla al Milan, in questo caso supponiamo stiamo giocando contro il Milan attacca con un'ala, un centravanti, 2 mezze ali E l'altra ala. e l'altra ala. Allora, in questo caso, dal momento che lo scalare delle diagonali deve essere perfetto al millesimo di secondo, perché si tratta di giocatori fortissimi, di una classe, con una classe cristallina, cos'è corretto fare? Come faceva Guidolin, per esempio, quando andava a giocare a San Siro nelle prime uscite col suo Palermo. Giocava a 4, però quando andava a Milano metteva una difesa a 3. Ma questi 3 difensori, però, avevano il compito di andare a intercettare, guarda, di andare a intercettare le entrate delle mezzali, che sono dei trequartisti. Ricordiamoci che il Milan giocava con Ronaldinho, giocava con Seedorf, giocava con tutta gente abituata ad andare dentro. I 2 larghi, le 2 ali, trovano pane per i loro denti perché hanno i terzini, quindi si gioca 1 contro 1, e centralmente è accettabile, anche se rischioso, il fatto di giocare in parità numerica. Però nel momento in cui sei in questa situazione, basta l'arretramento poi del centrale del tuo regista, vertice basso del triangolo di centrocampo, che si abbassa sulla linea, diciamo, di centrocampo per creare questo rombo difensivo che diventa impenetrabile. Bene, bene, questo Quindi potrebbe essere... Io penso che Iachini giocherà a 4, ma quando andrà a giocare contro le squadre più forti si cautellerà giocando in questa maniera. Va bene Ignazio, ci terremo questi preziosi consigli, ci ricorderemo di questa lezione di tattica, ma già è un ripasso per noi perché l'abbiamo detto tante volte, grazie. Comunque a me fa piacere una cosa, che tu sei ritornato su un discorso, con Salvatore ne parlavamo sempre, ti ricordo che noi andavamo a vedere il Messina che giocava a 3 con Massimo e Salvatore, viaggi in macchina. Io dicevo sempre, e loro erano anche molto attivi in queste discussioni, se il Palermo va a Messina e gioca contro attaccanti li mette in grande difficoltà. Grazie Ignazio, noi ce ne possiamo andare in sigla a questo punto, iniziamo con Rosa e Nero, possiamo partire con la puntata, prego. Buonasera, bentrovati a Rosa e Nero, siamo in diretta sul 14 e in streaming su trmweb.it, replica intorno alle 23, la replica di questa ultima puntata di Rosa e Nero la potrete vedere anche lunedì, sempre alle 21:35 sul 14, bentrovata a Flavia Graziano. Ciao Flavia, ultima puntata, partiamo con la presentazione degli ospiti e poi torniamo da te e ci dirai il tema social e tutti i modi per andare in contatto con noi. Bentrovato Salvatore Geraci, responsabile delle produzioni sportive su TRM. Ciao Salvatore. Ciao Luca, ben trovato a tutti i telespettatori. Massimo Norrito, inviato prima firma di Repubblica. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Corrispondente da Palermo per il Corriere dello Sport, Paolo Vannini. Luca, rieccoci qua. Ignazio Arcoleo l'abbiamo già visto e andiamo allora in regia da Francesco Caruana. Stasera gioca anche l'Italia. Non è che sia stata già una partita fortunatissima per noi, perché Francesco? Sì Luca, partita a Craven Court, già a Londra, tra Italia e Irlanda, amichevole appunto in vista della preparazione per i mondiali in Brasile. Partita sfortunata per un motivo molto semplice, perché Prandelli aveva schierato un 4-3-1-2 con Sirigu, Darmian, Bonucci, Paletta e De Sciglio, a centrocampo Marchisio, Motta, Verratti, Montolivo trequartista, Rossi e Immobile di punta. 2 infortuni per l'Italia, uno molto grave, il primo per Montolivo appunto, che ha dovuto lasciare il campo al 16esimo per una sospetta frattura alla tibia sinistra, quindi ovviamente salterebbe il mondiale in questo caso. Al suo posto è entrato Aquilani, che dopo 20 minuti è dovuto uscire anche lui per una botta alla tempia. Al suo posto è entrato Parolo, quindi condizioni da valutare in vista appunto delle convocazioni ufficiali che dovranno essere comunicate il 2 giugno. Benissimo, dico. Benissimo per non dire. Sì, no, infatti pensavamo proprio questo, però
non parte, non sta partendo benissimo questa... Scusami Ignazio, perché dico, se tu fossi Prandelli, te lo chiedo subito, cioè tu vai al mondiale, questa è la prima amichevole premondiale, hai ancora qualche dubbio su chi portarti? Prima partita si rompono in due. Io sono abituato a dire le cose schiette. Io vado al mondiale, mi preparo la squadra che gioca al mondiale. Non faccio ancora esperimenti per portarmi 6-7 giocatori, perché quando ti alleni, quando l'alleni la squadra che ti giocherà un girone di ferro come quello che va a affrontare l'Italia. Cioè la mia idea era quella di giocare anche sotto ritmo, attenzione. Cioè la squadra che incontrerà l'Inghilterra, tu dici già la provo oggi, la comincio a provare. Ma la provo contro l'Irlanda, chiaro. ma la provo sotto ritmo, perché io la provo in un momento in cui sto lavorando per andare a giocare ai mondiali, non mi interessa l'amichevole con l'Irlanda, posso prenderne 4-5, non mi interessa, io non ho mai guardato in fase di preparazione al risultato, non si guarda mai al risultato, cosa che invece, attenzione, questi ragazzi fanno perché si giocano la presenza al mondiale. Poi concludo, ma io perché me ne porto 30 e poi ne devo lasciare a casa 7, cioè ti porti 7 giocatori in più per una settimana, no? Li fai giocare una partita e poi che fai? Li bocci, non lo sai già quello che devi fare? Almeno che, e questo è condivisibile, non ci sia la volontà di premiare i ragazzi che fanno... in questo caso gli si può dire prima, no? Sì. Cioè io ne porto 23, poi questi 7 vi ringrazio, venite ringrazio, come si fa fate lo con il stage. quarto portiere, Sì. no? Che di solito prendono... Io sto parlando di me, Ignazio Arcoleo, poi rispetto il lavoro del CT, per carità, ci mancherebbe. Va bene, allora un altro Palermo promosso in Serie A, ve lo avevamo già anticipato nell'anteprima, e allora è con grande piacere che ospitiamo un rappresentante delle Aquile di Palermo, un giocatore, Francesco Tagliavia. Ciao Francesco. Ciao. E poi Gaetano Glorioso, che invece è un referente della federazione, arbitro di hockey su carrozzina elettrica. Ciao Gaetano. Allora, avremo modo non soltanto di celebrare ovviamente la vostra promozione in Serie A1, parleremo poi a 360 gradi anche di sport e di disabilità. Flavia, ci dici come possono scriverci e che cosa devono commentare oggi? Certo, come sempre potete commentare i temi della puntata utilizzando l'hashtag Rosennero su Twitter e su Facebook. Sempre in grafica in primo piano trovate il numero al quale inviare SMS e WhatsApp. Potete anche inviare un'email all'indirizzo rosennero@publimed.it e nella seconda parte della trasmissione potrete intervenire in diretta chiamando lo 091 20 40 64. Il tema social di questa puntata è appunto Perinetti va via, arriva Ceravolo e la conferma di Iachini fino al 2016. Cosa ne pensate di questa ristrutturazione aziendale, come l'ha definita lo stesso Zamparini attraverso un comunicato ufficiale? Bene, grazie Flavia, ci fermiamo per la pubblicità e poi cominciamo a discutere perché già la brace è bella calda, fra poco. Attenzione, pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Affari no. Valutazioni abbondanti, quasi eccessive.
Ristrutturazione aziendale, così l'ha definita il presidente Zamparini, un comunicato sul sito ufficiale alle 15 con l'annuncio del mancato rinnovo per il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti, l'arrivo di Franco Ceravolo, il rinnovo invece di Iachini fino al 2016 con un'opzione per un'altra stagione. Allora cerchiamo di capire questo cambio di scrivania in Viale del Fante, come è avvenuto e cosa comporterà. Lo facciamo con Davide D'Avenia. 2 incontri per dirsi addio, si dividono le strade del Palermo e di Giorgio Perinetti dopo una stagione di successi e di record. Già a Cittadella il presidente Zamparini aveva informato dell'arrivo di Franco Ceravolo, l'ormai ex direttore dell'area tecnica del Palermo, che dal canto suo si era detto pronto a collaborare ridisegnando competenze e ruoli. Un progetto, quello di Perinetti, che prevedeva la promozione di Dario Bacina, suo collaboratore, e l'arrivo di Manuel Gerolin, ex osservatore dell'Udinese, inventore del metodo di scouting che ha fatto le fortune del club friulano, progetto che però è rimasto chiuso nel cassetto dell'ormai ex scrivania di Perinetti. Al Palermo arriva dunque Ceravolo, responsabile tecnico e capo degli osservatori della Juventus di Luciano Moggi. Proprio il legame con la famiglia Moggi, un certo ambiente legato a procuratori e calciatori, è la chiave dell'avvicendamento voluto dal presidente Zamparini in un periodo storico nel quale spendere ed investire non è più la strada maestra. Un addio quello di Perinetti, un rinnovo quello di Iachini. Nel giorno dei saluti con chi lo aveva scelto e portato al Palermo, il tecnico marchigiano ha allungato il suo contratto fino al 2016 con opzione per un'altra stagione. L'uomo dei record è rimasto da solo. Salvatore, di ristrutturazione aziendale abbiamo detto c'è ben poco, perché qua abbiamo toccato soltanto l'aspetto tecnico che era stato il fiore all'occhiello di questa società e di questa stagione straordinaria, perché a cascata, lo abbiamo detto tante volte, dalla prima squadra alla primavera, ai giovanissimi, insomma il lavoro che era stato cucito è quasi ineccepibile per questa stagione. Quindi ristrutturazione aziendale, però in realtà abbiamo completamente distrutto la parte tecnica. Che succede adesso? Ma io sorrido non per ragioni televisive, ma per il fatto che oggi proprio pensavo a una follia, cioè che se avesse licenziato Iachini sarebbe stato lo stesso, cioè nessuno di noi si sarebbe meravigliato, né più né meno, come non ci meravigliamo per il fatto che Perinetti vada via. Perché la costante di Zamparini è proprio questa, non è che c'è un Palermo, il Palermo di Zamparini, è il Palermo che ha sua immagine e somiglianza, cioè un tutt'uno. Il Palermo è Zamparini, i ruoli sono Zamparini, non esiste alternativa a Zamparini, tutto è Zamparini. Per cui poi lui si manifesta in alcune attività che marginalmente diventano di altri. E vediamo 100.000 allenatori licenziati, 10.000 direttori sportivi, dirigenti, eccetera, eccetera. Se lui potesse si autolicenzierebbe, perché è nella sua natura, lui contro tutti, o lui padrone di tutto. È il suo calcio, il pallone è suo, gioca chi vuole lui. Di fronte a una situazione del genere, io non mi stupisco più. Cioè mi stupisco nel senso che per me il calcio è diverso e lui lo interpreta in maniera diversa. Diceva giusto poco fa, parlavo con Paolo e mi diceva essere presidente è diverso da come lo interpreta lui, e ti credo, ma è quello che abbiamo sempre detto noi, prendendoci una caterva di fischi quando il Palermo vince e invece prendendoseli lui quando il Palermo perde. Perché la realtà è proprio questa. Paolo, mi fai capire perché è così difficile, visto che Salvatore ti ha chiamato in causa, fare il presidente è diverso da quello... Nel senso che, allora, detto che neanche io mi stupisco e che tutti sappiamo, Zamparini ha un suo modo di agire, mentre tutto il mondo sostiene che la continuità in una società di calcio, non una società di calcio, in un'azienda in generale e nello sport in particolare ha un suo valore. Trapani oggi ha rinnovato per 2 anni Boscaia e Faggiano, giusto? Zamparini non è convinto, però è anche un suo modo paradossalmente di, non lo so, di stimolare, di dare, di fornire nuove dico, è diciamolo così, nella sua
indole. Senza stimolare, è un suo modo, vincente o perdente. Poi lui ritiene che ogni volta vada cambiato qualche cosa, io mi auguro nella condizione di migliorare. Scusa Paolo, ma quando gli chiedono perché cambia tanti allenatori, lui ti risponde non lo so, che senso ha? Ma che Zamparini sia comunque un uomo complesso, ce ne siamo resi conto in questi anni, pur diciamo nei suoi eccessi positivi, perché ha regalato enormi successi alla squadra e alla città di Palermo, e nella sua mancanza di continuità, che è il difetto maggiore. A Salvatore dicevo, un po' per sorridere, ma forse neanche tanto, che a me più che un presidente mi sembra un erogatore di risorse, che è un concetto molto diverso. Il presidente di una realtà sportiva o di un qualunque contesto come dire, agisce per creare le condizioni perché tutta la sua azienda e i suoi anche dipendenti funzionino al meglio. Non mi sembra che siano così tanti gli esempi in questi anni che abbiamo avuto di indicazioni contrarie, cioè Zamparini non crea le condizioni per un lavoro sereno. Secondo lui evidentemente è un modo di far rendere meglio la squadra, secondo la maggior parte degli osservatori nel mondo del calcio in generale no. Però naturalmente molti risultati hanno detto che lui ha avuto ragione in alcune volte, in altre invece è stato disastroso. Quindi io sostenevo, sorridendo, conservatore, che non è un presidente, perché un presidente costruisce. Lui mette risorse che almeno le ha messe in passato e comunque che molto spesso sono così forti da averci permesso di avere grandi squadre. Poi non le sa difendere. No, Paolo dice giustamente una cosa, è il suo modo di stimolare, di dare... Comunque... Sì. Quest'anno, diciamo, se poteva essere una cosa vera, quando tu butti dentro, che ne so, Panucci, quando butti dentro Amoruso, quando affidi le chiavi della società allo Monaco, può essere che vuoi dare una... Quest'anno è evidente a tutti, ed è inutile che ci pigliamo in giro, che Zamparini sta facendo, come dire, siccome il calcio è comunque sempre in mano alle stesse persone, sta facendo una cortesia a quel gruppo di persone, a quel gruppo di potere, salvo poi dire che siamo contro tutti i magheggi e via dicendo. Detto questo, per esempio Zamparini non più tardi di 10 giorni fa, parlando di Ceravola, diceva no, ma non è un direttore sportivo. Oggi la prima cosa che leggi nel comunicato del Palermo è che il signor Ceravola è un direttore sportivo, è stato nominato direttore sportivo, non l'ha mai fatto, è la prima volta che lo fa che lo fa in Serie A, diciamo. Che lo fa ma nemmeno, cioè non mi pare, credo l'ha fatto a Livorno. No, l'aveva nel Livorno, diciamo, ha fatto sempre il capo degli osservatori. Bravo, infatti assume un ruolo diverso. E poi vogliamo dirlo sino in fondo, è pazzia privarsi di un dirigente come Perinetti, che ha fatto 1000 errori, per esempio glieli abbiamo anche rinfacciati nell'allestimento della squadra dell'anno scorso, ma quest'anno, se il Palermo arriva con 5 giornate di anticipo in Serie A, e con il bilancio che respira, con il bilancio rimodulato e tutto quanto, la valorizzazione dei giocatori, se ti prende Belotti come te l'ha preso, Lazzar come te l'ha preso e via dicendo, Iachini ha fatto la sua in campo ed è straordinario. Perinetti ha fatto la sua dietro la scrivania, per cui io veramente non riesco a dare una spiegazione logica se non quella che ci siamo detti poco fa. Scusami Luca, se tutti si stupiscono mi voglio stupire allora pure io, no? Stupiamoci anche noi. Perché loro dicono che non si stupiscono, poi dicono delle cose che sono assolutamente incredibili, no? Ma io te ne dico ancora un'altra. Se il Presidente ha una delle tante attività che il Presidente dovrebbe svolgere è quello di essere un attento osservatore delle cose. Chiaro. Cioè, se certe cose non vanno, tu devi licenziare, se vuoi, le persone che non vanno, ed è corretto che faccia così. Quindi giustamente dice Massimo, se Perinetti non ha sbagliato, tu perché lo licenzi? Vogliamo esaminare questa stagione qui. In questa stagione è stato fatto un solo clamoroso errore, se così lo vogliamo chiamare, poi ognuno lo vede da come lo vuol vedere, no? Ed è stato quello di affidarsi a Gattuso, all'inesperienza di Gattuso. Certo, Gattuso non ha avuto tempo, tutto quello che volete, però è singolare che una squadra che vuole risalire subito si affidi a un esordiente e per giunta giovane, perché gli esempi di squadre che hanno vinto al primo colpo con un esordiente e con un giovane sono rarissimi in Serie B, ma non nell'arco di un anno, nell'arco di decenni. Allora, l'unico errore autentico e vero di questa stagione l'ha commesso chi? Zamparini. Quindi si doveva autolicenziare.
Cioè era l'occasione migliore, no? Per dare un senso alla sua grandezza, perché poi in effetti è un presidente che ha tutto, ma ha tutto dentro di sé, cioè è lui il tutto, non c'è niente al di fuori di lui. Allora, vorrei ascoltare il parere di Ignazio, che visto che stiamo ascoltando e ascolteremo le parole di Beppe Iachini proprio nel rapporto con Giorgio Perinetti, quando ormai ovviamente era stata ufficializzata, possiamo dire così, questo rinnovo mancato. Però volevo chiedere agli amici dell'Hockey in Carrozzina, dico, tutti questi problemi, visto che voi comunque avete gestito una squadra che è andata pure in Serie A, quindi avete fatto la stessa categoria del Palermo Calcio, ma ci sono pure tutti questi problemi nell'Hockey in Carrozzina? Mi spieghi, Francesco, tu che sei un giocatore della squadra, cioè funziona così, gli allenatori sono così in bilico anche nell'Hockey in Carrozzina, il presidente impazzisce e cambia tutto, che succede? No, diciamo è una cosa fondamentale, l'allenatore ci fa fare degli schemi nell'allenamento e poi si decide anche chi deve andare in campo a giocare, perché è giusto così che magari chi magari si allena di meno, diciamo, ha più difficoltà poi nel giocare, perché giustamente si deve dare anche il massimo e quindi là subentra come nel calcio, in pratica che se non hai giocato bene anche negli allenamenti poi non giochi. E l'allenatore è così però sotto pressione, cioè anche voi avete la pressione del risultato? Sì, sì, il risultato penso che sia uguale. Poi racconteremo come siete riusciti ad andare anche in Serie A1. A Gaetano poi chiederò anche cosa significa arbitrare. Salvatore, prego. Che Francesco con la sua semplicità ha detto una cosa straordinaria, che dice del resto Iachini, no? Non è che lo dico io. Cioè, quando a Iachini noi chiediamo se lui vuole essere un manager all'inglese, lui dice io so fare l'allenatore, fatemi fare l'allenatore. E quando parla, non so se lo vuoi far ascoltare questo, se... Adesso Iachini parlerà... Anticipo soltanto pochissimo. Quando parla del suo rapporto sull'offerta di Zamparini, lui non dice che si sente lusingato, però non è il suo ruolo. Adesso Zamparini che cosa ha fatto? Vorrebbe Iachini come suo consulente di mercato e probabilmente che fa? Gli vuol far fare pure i contratti? Non lo so, ritengo proprio di no. Ma non vedo chi debba farle, perché secondo me non vuole nemmeno Ceravolo. Esatto. Perché se tu gli fai fare lo scouting, significa che lo vuoi perlomeno a 10.000 km di distanza. La parola mercato non è citata nel comunicato di oggi. No, scusa, Paolo, se fai lo scouting puoi fare pure... Cioè, no, esatto, scouting ed lo sapete che cosa ha incolpato Zamparini a Perinetti? Di non aver saputo fare bene lo scouting. Ora fammi capire, con tutto il rispetto per il Palermo, con tutto il rispetto per questa stagione trionfale, se tu a novembre mi parlavi di scouting mi metteva a ridere, perché con i problemi che c'erano... Allora, c'è da dire che l'abbiamo spiegato, l'ha spiegato molto bene Davide, c'era la figura di Gerolin, che è stato colui il quale ha inventato, diciamo, il metodo che poi ha portato tanti risultati all'Udinese, ma non gli è stato dato neanche il tempo a Perinetti di dire ho questo programma Luca, per il Palermo in Serie A. L'Udinese spende 4 milioni e 700 mila euro per fare lo scouting, 4 milioni il Palermo l'ha fatto quest'anno con 250 mila euro. Da casa? Con un vedendo i video. Ignazio, tu che sei allenatore, adesso ascoltiamo Iachini nel suo rapporto con il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti, e quindi è un Iachini, noi abbiamo detto adesso l'uomo del record rimane solo. Ma che cosa parlare dopo? Allora, ascoltiamo il rapporto tra Iachini e Perinetti. Prima però, Flavia, siccome ci hanno bombardato di messaggi, puoi leggerne anche 3-4. Certo. Allora, su Facebook ci scrive Eugenio Bosco: tanto Iachini alla seconda sconfitta di fila andrà via. Maria Alletto scrive: preferivo Perinetti. Riccardo Siragusa: è giusto ringraziare Perinetti, ma Ceravolo è un grande dirigente, più adatto per una squadra che vuole essere competitiva in A. E infine Carmelinsana: io avrei preferito Perinetti, che è molto più navigato, ha fatto tutto Zamparini, mi auguro che Ceravolo non faccia come lo Monaco. Benissimo, quindi questi pareri di chi ci scrive su Facebook. Dobbiamo pesare le situazioni. Perinetti e Ceravolo, siccome un ascoltatore dice Ceravolo è più tagliato, è un suo giudizio, io lo rispetto, no? Però la storia dice che Perinetti ha fatto molto di più. Abbiamo ricostruito, poi ognuno può dire abbiamo ricostruito anche Franco Ceravolo, lo ascolteremo dopo. Intanto ci gustiamo Iachini che parla del suo rapporto con Perinetti. Di fatto già si sapeva che sarebbe andato via il direttore dell'area tecnica del Palermo. Beppe Iachini. Io posso dire solo che ho avuto la parentesi di questi 7 mesi dove ho lavorato con una persona brava e mi sono trovato bene
e quindi posso dire che il nostro rapporto, ma anche il rapporto che poi con il presidente di Giorgio è stato sempre un buon rapporto, un ottimo rapporto. Poi cosa nel nostro mondo, nel nostro ambiente, cosa magari possa essere scattato per non continuare insieme, queste sono cose che magari spetta alla società andare a dire o a valutare. Io faccio l'allenatore, cerco di lavorare bene sul campo e di migliorare i giocatori, di farli crescere, di dare alla squadra un'organizzazione di gioco, una mentalità e uno spirito giusto. È chiaro che in questo contesto abbiamo da valutare questa cosa, ci dispiace per la persona e per il professionista Giorgio che è stato un ottimo sotto questo aspetto lavoratore e compagno di viaggio. Ora vedremo cosa accadrà, ecco, non so cosa aggiungere in questo senso, ecco, rimarrà sicuramente comunque un rapporto giusto e importante come è giusto che sia. Parola a Ignazio da allenatore, insomma, si sente un po' più solo Iachini dopo questo addio di Perinetti? Ma io penso che Iachini è abbastanza ferrato per poter navigare in acque sicure attraverso la sua esperienza sul campo e non solo. Mi viene da pensare, dalle cose che ho sentito, un motivo per cui insomma, io penso che Zamparini possa avere chiamato il nuovo direttore sportivo a collaborare col Palermo e perché poi Perinetti, che ha lavorato benissimo, non ha accettato questo dualismo come è giusto che sia, e io posso ipotizzare una cosa fantasiosa, che Ceravolo possa portare in dote a Zamparini qualche mecenate cinese per rinforzare, per rimpinguare le casse della società? Beh, da quello che ci risulta nelle ultime ore, in teoria investitori nuovi nella società non è che se ne vedano all'orizzonte, perché neanche il futuro amministratore delegato Baiguera pare abbia insomma allacciato rapporti solidi. No, è possibile, tutto è possibile. Dimmi Paolo. Già ci sono stati pure in Libano. Non è legato definitivamente agli affari del Palermo, però potrebbe, almeno secondo... C'è da dire però, a proposito di strutture societarie, visto che si è parlato di ristrutturazione aziendale, a proposito di possibilità di crescere come società, il CONI, nelle notizie di queste ore, ha dato il via libera per la costruzione del centro sportivo. Mancano però le carte ancora, una carta, ci dicono. Manca una carta a livello regionale che possa poi sbloccare tutto l'iter, quindi attraverso credito sportivo, eccetera, eccetera. Mi permetti un'ultima cosa su Ceravolo? Mi viene anche il sospetto che il Palermo voglia fare una politica anche sui giovani. La faceva anche Perinetti però, scusami. Cioè, ancora di più? Dal momento che Ceravolo, Juventus, Marchisio, insomma Giovinco e sì, fermi, non anticipiamo questo aspetto, allora, poi, scusa, perché adesso lo vedremo cosa ha fatto Ceravolo. Fatta con Sabatini, ti ricordi? Quando... Sì, no, adesso Beh, vedremo. Io non so, ipotizzo questo. Ipotesi, andiamo da Francesco Caruana. Sì Luca, intanto un aggiornamento su Italia-Irlanda, siamo al 76esimo, sempre 0-0 a Craven Cottage, 3 cambi nell'Italia, fuori Immobile dentro Cassano, fuori Thiago Motta dentro De Rossi, fuori Giuseppe Rossi dentro Cerci. Andiamo a vedere anche un contributo, a proposito dei mondiali ovviamente, andiamo a vedere un contributo molto interessante, è uno spot realizzato dalla TV americana ESPN per appunto parlare dei mondiali, di come verranno vissuti i mondiali in tutto il mondo. I'll be out of the office the rest of the afternoon.
Bello, dai, devo dire, tu dove li vedrai i mondiali? Io con gli amici a casa, Hai visto? organizzeremo. Massimo, tu che fai? A Lanciano? Non credo possa interessare la sarò a Parigi. Non credo che possa interessare alla gente. No, vabbè, dai, però insomma il mondiale non si può non vedere. Ne approfittiamo, Flavio, altri 2 messaggi su questa storia dei Perinetti, Ceravolo, Iachini. Sì, allora sempre su Facebook Danilo Comandè scrive: Ceravolo è bravo ed abile nello scoprire giovani talenti da valorizzare, cosa che interessa in modo particolare al presidente Zamparini. Ha lanciato giocatori come Giovinco e Marchisio, per esempio. Ottima mossa quella di prolungare il contratto a Iachini fino al 2016. Insomma, con lui possiamo stare sereni e tranquilli, Zamparini permettendo. E poi Francesco Paolo Parisi, sempre su Facebook, si ripete il caso Lo Monaco della scorsa stagione. Zampa Caos, dopo essersi sopito, è fatto così involontariamente il bene del Palermo, risveglia il suo lato distruttore. E infine Simona Valenti, il solito Zamparini, non si smentisce mai, squadra che vince non si cambia, mi domando che senso abbia cambiare. Ma siamo alle solite, la lezione dell'anno di B non è servita a nulla. Grazie Flavio. Allora, a proposito di Franco Ceravolo, con Francesco Caruana, Ceravolo una volta, la sua storia, vediamo. In porta Stefano Sorrentino, linea difensiva a 4 con da destra a sinistra Mattia Cassani, Giorgio Chiellini, Domenico Criscito e Gianluca Zambrotta. A centrocampo Gennaro Gattuso, Claudio Marchisio e Antonio Nocerino. Tridente d'attacco composto da Thierry Henry, Sebastian Giovinco e David Trezeguet. Questo, più o meno, è il Ceravolo Team, la squadra composta dai migliori giocatori scoperti in 30 anni di carriera dal nuovo direttore sportivo del Palermo. E il Ceravolo Team ha anche una panchina di tutto rispetto, da Mirante a Gastaldello, da Concò a De Ceglie, da Perrotta a Brighi, da Palladino a Rocchi, solo per citarne qualcuno. La maggior parte di questi giocatori, particolare che non sarà sfuggito agli occhi degli osservatori più attenti, è passata dalla Juventus. Quasi scontato, dato che il Ceravolo, calabrese classe 1959, ha lavorato per la vecchia signora dal 1994 al 2006, come responsabile coordinatore tecnico e capo degli osservatori. La sua specialità è sempre stata quella di scoprire e segnalare i giovani talenti, italiani e non. Ha iniziato a farlo ad appena 25 anni, con il Napoli, dopo aver dovuto appendere le scarpette al chiodo a causa di numerosi infortuni. In realtà, dopo l'addio al calcio giocato, Ceravolo aveva iniziato, e subito interrotto, la carriera di allenatore, molto più attraente quella di dirigente, col senno di poi una scelta sicuramente azzeccata. 4 anni al Napoli, 4 al Torino, 1 alla Roma e poi la lunghissima e ricchissima di soddisfazioni avventura alla Juventus, con in mezzo l'esperienza da consulente esterno per Modena e Crotone. Dopo lo scoppio di Calciopoli si interrompe il suo legame con la Juventus, un passaggio quasi obbligato visti gli strettissimi rapporti tra Ceravolo e Luciano Moggi e la volontà dei vertici bianconeri di fare piazza pulita di tutto ciò che riguardava gli anni della triade Moggi-Giraudo-Bettega. Dopo un'esperienza allo Spezia, Ceravolo decide allora di cambiare aria e vola in Inghilterra, al Queen's Park Rangers, ma il richiamo della propria terra è troppo forte e dopo appena una stagione rieccolo in Italia, a Livorno, di cui è direttore sportivo e con cui c'entra la promozione in Serie A. Poi ancora una squadra di Serie B, l'Arezzo, e una nuova partenza per altri lidi, questi molto più lontani dell'Inghilterra. Ceravolo segue Marcello Lippi al Guangzhou Evergrande, diventando il responsabile del settore scouting della società cinese. E adesso un nuovo ritorno in Italia, al Palermo. Il curriculum parla per lui. Se Zamparini voleva un esperto conoscitore del mercato internazionale, non troppo avanti con gli anni e che scovasse i nuovi Pastori e Cavani, Ceravolo non poteva che fare al caso suo. Impossibile la convivenza con Giorgio Perinetti. 2 galli in un pollaio, si sa, sono troppi, e avrebbero finito per pestarsi i piedi, anzi le zampe, e beccarsi l'un l'altro. E allora spazio a Ceravolo, uno che ha lavorato con gente del calibro di Fabio Capello, Carlo Ancelotti e Marcello Lippi, ma mai con uno come Maurizio Zamparini. Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di Affari in Oro.
Torniamo in studio, questo il profilo di Franco Ceravolo. Andiamo da Francesco Caruana di nuovo. Francesco. Sì, Luca, una piccola curiosità, perché ovviamente abbiamo detto poco fa, Ceravolo molto poco ha fatto, diciamo, non è stato molto spesso direttore sportivo, però lui nel suo sito ufficiale, possiamo vederlo, si definisce proprio direttore sportivo, quindi diciamo che forse, diciamo, per prendere in contropiede nei giornalisti lui si vuole definire così. E poi tra l'altro una cosa molto curiosa, lui nel suo sito appunto mette i giocatori che appunto ha scoperto, comunque segnalato alle grandi squadre. Ci sono i nomi che abbiamo più o meno fatto poco fa, ci sono Henry Trezeguet, Marchisio, c'è Giovinco, e poi c'erano anche i giocatori che lui ha visionato quando erano giovani. Ovviamente ci sono giocatori diciamo, di classe mondiale come Samuel Eto'o, Dejan Stankovic, Diego Milito, Ronaldinho, insomma tutti i giocatori che comunque ai tempi in cui faceva l'osservatore Ceravolo aveva segnato le squadre italiane, però ovviamente le squadre italiane non sono riuscite spesso ad accaparrarsi prima di quelle straniere. Salvatore. Ma io ascolto con interesse e apprendo sempre. Mi piace, metterò nella mia agenda tutte queste cose che ho sentito e tutte le dichiarazioni di chi parla di me, di Massimo, di Paolo, eccetera, eccetera. È giusto che ognuno si faccia un'opinione degli altri. Però poi mi chiedo, se io non scrivo nel New York Times, ci deve essere un motivo. Significa che non sono all'altezza di scrivere nel New York Times, perché altrimenti mi avrebbero preso, mi sarei proposto, avrei fatto una cosa del genere. Allora io dico, con tutto il rispetto, ma proprio è da ignorante che lo chiedo. Certo. Ma scusa, visto che una persona ha delle caratteristiche così predominanti, mi chiedo come mai sia finito in Cina. Come mai sia finito? Perché aveva una squalifica di 3 anni e mezzo. Appunto. Poi ridotta, però quella era. Allora è finito lì per fatti contingenti ed è finito con un gruppo di persone che rappresenta un cartello. Perché è chiaro che se tu parli di Lippi, parli del figlio e del padre, certo. che fanno parte di un cartello abbastanza conosciuto e famoso, no? Certo. E al di là dei risultati ottenuti poi sul campo, perché parliamo del Livorno, ma se parliamo dell'Arezzo e se andiamo un po' indietro non è che troviamo tanti grossi risultati. Io mi chiedo però come mai il Real Madrid, come mai, che so, la Juventus, l'Inter, il Milan, il Torino non abbiano fatto carte false per farlo ritornare, perché il discorso era pure questo, cioè se tu sei in Cina e io voglio un grande dirigente, penso che tu, puntando sul fatto che ti faccio tornare in Italia, tu ritorni. Lui ha avuto dei contatti, a leggere i giornali sempre, attenzione, professo la mia ignoranza anche in questo, a leggere i giornali lui ha avuto dei contatti con il Livorno, con il Genoa e con il Palermo. Che dire, Salvatore? Non c'è da aggiungere. No, dico, non c'è da aggiungere molto. Massimo mi ha spiegato per esempio perché era finito in Cina, perché io sono poco per studiare gli involtini di primavera. Francesco, mi fai vedere ancora altre cose, per favore? Sì, Luca, ti faccio vedere un'altra cosa che riguarda una delle avversarie dell'Italia ai mondiali in Brasile, l'Inghilterra, che ieri ha giocato a Wembley l'amicale contro il Perù. Una cosa molto curiosa che è successa: praticamente un tifoso che evidentemente si annoiava ha tirato un aeroplano di carta verso il campo. Era un momento della partita un po' di stanca, diciamo, la partita è finita 3-0, gol di Starric, Cahill e Jagielka. Vedete, tutti i tifosi a un certo punto si mettono a esultare come se ci fosse stato un gol. In realtà non è successo niente di particolare, o meglio, è successo qualcosa di molto particolare, perché come vedremo questo replay, diciamo, preso dalla TV, questo aereo di carta è finito addirittura in campo e ha colpito in testa uno dei giocatori. Guardate qui in basso. Ecco. Una precisione chirurgica, direi. Ma guarda, anni e anni al liceo, lo chiedo anche a Gaetano Glorioso, cioè per fare una roba del genere, dico adesso ci scherziamo un po' su, però bello entusiasmo per tutto, per una partita che è stata noiosa e quindi ci si diverte con poco, ma a parte questo ritorniamo a parlare di hockey in carrozzina elettrica con Gaetano, che è un referente della federazione ed è anche ovviamente un arbitro di hockey. La puoi spiegare come disciplina, nel senso è una disciplina che ci ha portato in Serie 1 grazie ai ragazzi e, insomma, quanto è complicato essere un arbitro di hockey in carrozzina elettrica? Allora, l'hockey in carrozzina elettrica, innanzitutto un po' di storia, nasce negli anni 90 in Olanda, un gruppo di ragazzi distrofici che hanno disturbi muscolari, quindi una patologia molto grave, che volevano entrare in campo e fare uno sport in maniera attiva.
E poi questo sport piano piano dall'Olanda si sviluppa in tutta Italia e le Aquile di Palermo che qui sono presenti sono la prima squadra siciliana a costituire una squadra, una delle prime in Italia, e partecipano da allora, quindi dal 98, a un campionato nazionale che adesso vede in federazione un numero di 45 squadre che vanno dalle Alpi fino a Sciacca, perché c'è anche un'altra squadra che si chiama Leoni Sicani che giocano solitamente a Sciacca. In totale in Sicilia abbiamo 3 squadre e tutto il movimento siciliano della Federazione Italiana Wheelchair Hockey sta facendo veramente del suo meglio. Fra il meglio del wheelchair hockey siciliano possiamo annoverare anche i nostri arbitri. Noi siamo un gruppo di 10 arbitri, di 10 arbitri 4 sono in fascia, quindi ambiscono a diventare internazionali addirittura, e 4 sono impegnati, 4 quest'anno sono stati impegnati, 3 alle fasi finali facendo la finale scudetto, gli altri 2 abbiamo fatto, io e Giovanni Cellura abbiamo fatto la finale terzo e quarto posto, mentre Giuseppe Scavuzza ha fatto la finale scudetto. Gli altri arbitri sono stati impegnati in partite importantissime a Varese, a Viterbo e vi dicendo. Il wheelchair hockey, come vedete nell'immagine, è uno sport che permette a patologie molto gravi, gravissime, ma anche meno invalidanti, di condividere le stesse emozioni in campo. Ci sono ragazzi che giocano con una paletta posta sotto la pedana dei piedi delle carrozzine e che quindi il ragazzo semplicemente muovendo il joystick, e quindi anche con il joystick mosso addirittura dal labbro o dal soffio, permette quindi a questo giocatore, muovendo semplicemente il joystick, di condurre la pallina e fare un movimento che permette al compagno di squadra di trovare un varco e andare in porta, o addirittura bloccare l'avversario scende, mentre chi ha patologie meno invalidanti gioca con la mazza, quindi la classica mazza da hockey, e quindi permette con la mazza di condurre la pallina, di passare la pallina e di fare quindi un gioco di movimento maggiore. Si gioca in 5 in campo, solitamente le mazze possono essere al massimo 3, il fatto di avere patologie invalidanti e meno invalidanti permette oltretutto di abbattere una discriminazione fra le varie patologie. Se voi vedete uno sport paralimpico solitamente sono molto settoriali, cioè è gente che ha solitamente le stesse patologie o problematiche. In questo caso invece il ragazzo disabile può condividere le varie esperienze con ragazzi che hanno diverse patologie. La cosa emozionante anche per me che sono arbitro e quindi vedo dagli spalti o comunque dalle panchine quello che succede è molto bello. Io per esempio ero presente nella partita decisiva dell'Aquile di Palermo contro il Modena, dove le 2 formazioni si giocavano. Lo ricordiamo perché le Aquile arrivano alla promozione perdendo 17-3 contro i Rangers Bologna nella prima partita, poi battendo 4-2 i Dragon Grugliasco, subendo una sconfitta 7-3 contro il St. Martin Modena, però ottenendo la promozione per la migliore differenza a reti, quindi un gol in meno subito rispetto al Modena. E la cosa emozionantissima, è stato molto bello, a metà gara io ero cronometrista. Finisce il secondo tempo, perché ci sono 4 tempi da 10 minuti di tempo effettivo, finisce il secondo tempo, risultato 2-2. Le squadre in campo si stanno dando battaglia a viso aperto, perché anche se sono disabili lo sport è molto agonistico e i ragazzi tendono a vincere, a voler vincere ad ogni costo, e non si mancano di fare azioni, anche se fisicamente è difficile poi mantenere tutto il tempo. Loro sono in campo con la voglia di vincere e di darsi battaglia. Le tifoserie si scambiano le bandiere, si scambiano il berretto, si mettono vicino e tifano entrambi per tutte le 2 squadre. Tra l'altro avete regalato anche un carrettino siciliano a tutte le squadre partecipanti. Qua c'è un gol, se non mi ricordo male. C'è un'azione, no, c'è un'azione di difesa. Sì, di difesa. Queste fosse le immagini con il Torino, col Gugliasco, col Dragons di Gugliasco. Francesco, mi racconti le prime 3 emozioni che ti vengono in mente pensando insomma alla prossima partita che giocherai, soprattutto all'esordio in Serie 1, a tutta questa stagione che vi ha portato a essere comunque nella massima serie. Ma sì, la cosa importante è che siamo 3 squadre, come ha detto Gaetano, 3 squadre importanti della Sicilia. Ci siamo adesso anche noi, le Aquile di Palermo, con i Sicani che vengono da Sciacca e i Cobra che sono pure una squadra palermitana. Cioè avere questa alternativa, cioè di giocare, perché queste 2 squadre sono abbastanza forti, queste di Palermo, sia i Cobra che i Sicani,
E noi ora quest'anno dobbiamo rinforzare a livello pure di carrozzine, perché sono importanti pure avere le carrozzine messe bene in campo. Bisogna fare di una bella campagna di rafforzamento anche sì, a livello di carrozzine, a livello di allenamento dobbiamo allenarci di più, perché noi ci alleniamo una volta alla settimana. Quindi è anche un modo, noi abbiamo voluto ovviamente dare spazio all'Hockey in Carrozzina per celebrare un'altra squadra rosanero che va nella massima serie, ma volevamo lanciare insieme a Gaetano, quando ci siamo raccordati su questa ospitata in studio, anche un messaggio importante, no? Cioè quello di dire, magari di dare anche un po' di coraggio a chi è diversamente abile e ancora non si vuole approcciare al mondo dello sport. Gaetano. Sicuramente sì. La cosa che fanno le Aquile di Palermo e tutte le altre squadre di wheelchair hockey o comunque di una patologia per disabili, un gioco paralimpico, è portare la gente fuori da casa. Molto spesso ci sono disabili che rimangono a casa a giocare al PlayStation, punto e basta. Invece l'attività sportiva ha sicuramente dei risvolti positivi. Il wheelchair hockey è uno sport che permette a diverse patologie molto gravi di entrare in campo. Ovviamente bisogna volerlo, e una volta che si esce in campo ci sono giocatori che prima non uscivano assolutamente da casa, adesso l'hockey su carrozzine è una ragione di vita, è uno stimolo per vivere, per uscire da casa. Oltretutto, Francesco non l'ha detto, ma logisticamente si muovono in 9, in 10, partono da Palermo. Quest'anno l'Aquile per esempio sono andata a Genova, a Milano, hanno fatto un trasfertone, difficile logisticamente da gestire, ma hanno fatto questa trasferta e vivono una gita, diciamo, con i propri compagni di squadra, che è un momento importante non solo sportivo, ma anche sociale, di aggregazione, di condivisione di problematiche anche familiari. Quindi ci sono risvolti positivi dello sport, come giusto che sia, per i normodotati e anche per i disabili, che quindi possono vivere una realtà diversa rispetto al solito ambiente familiare, chiuso, protetto, quasi con paura di uscire da casa. Invece lo stimolo che questi sport danno è proprio uscire da casa, vivere la vita al massimo, come questi atleti fanno e dimostrano ogni giorno. Prima di dare la parola a Salvatore, che voleva raccontarvi un aneddoto, chi volesse avvicinarvi, come fa? Allora io ti do il www.FIV, quindi F di Firenze d'Italia, W di whisky, H di hotel.org, per conoscere la Federazione Italiana Wheelchair Hockey, e quindi le squadre che si trovano in Sicilia sono due a Palermo, le Decob Palermo e le Aquile di Palermo, e poi un'altra squadra siciliana che sono i Leoni Sicani, che giocano a Sciacca. C'era un'altra squadra a Trapani che non ha trovato più il numero di giocatori per iscriversi, quindi c'è una possibilità di conoscere questa squadra. Le Aquile di Palermo hanno ancora un loro sito che è www.aquiledipalermo.it, che potete conoscere. Quest'anno per esempio un'altra grande emozione, lo dico molto sinceramente, sono stato ospite di una trasmissione radiofonica, ho parlato di Garante delle persone disabili, che è un'altra attività che faccio, ho parlato di Hockey in Carrozzina, un giocatore si è avvicinato all'Aquile di Palermo, è sceso in campo a Genova, ha fatto il primo gol, dovevi vedere la famiglia ed esaltata. Quindi sono tutte bellissime attività e cose da proporre per aiutare la persona a uscire da casa e vivere la vita veramente. Salvatore, prima di andare in pubblicità. Luca, si impara da tutto, si impara da un fiore, si impara da un bambino che dà un bacio alla mamma, si impara da una grande tragedia. No, io quello che ho imparato da loro è la normalità. Cioè pensavo fosse il contrario, no? Invece loro mi hanno insegnato ad essere veramente normali. In aeroporto per esempio con la gamba ingessata io piangevo, no? Poi ho visto una ragazza accanto bellissima, straordinariamente bella, in carrozzina, no? Aveva avuto un grave incidente, la sua vita è trasformata completamente, e io lì ho capito di essere stupido, no? Che misuravo la vita in maniera diversa, e se ho imparato a correre il merito è loro, perché io mi ricordo la prima gara che ho fatto, ero partito da Mondello, sulla salita di Mondello stavo scoppiando. Francamente era una cosa assolutamente... E ho detto a quello che mi stava accanto, guarda, io ho finito, ho cominciato oggi e ho finito. Nel frattempo abbiamo raggiunto uno in carrozzina, che faceva la stessa fatica mia, e io dicevo, ma guarda un po', lui ce la fa, io no. Allora ho detto continuo. E poi invece una volta a New York ho finito, sono andato in un ospedale da campo perché stavo male, insomma, no, ero andato bene, ma stavo male, insomma. Allora accanto c'era un ragazzo, un bel ragazzo, molto muscoloso, mi ha detto, ma tu come mai sei qui? Ho detto, no, guarda, si è informato, mi veniva da vomitare, insomma, lui si è informato, mi ha fatto complimenti incredibili, bravo, sei stato eccezionale, è una cosa strepitosa. Allora io, per curiosità, gli ho detto, ma tu che hai fatto? E lui mi ha dato un tempo che era 40 minuti dopo di me. Io ho detto, ah, ma vabbè, ma sei bravo lo stesso, non è un problema. Ciao, ciao. Dice, guarda, ti saluto, me ne devo andare. Ed era uno
senza gambe, no? Cioè mi ha dato una lezione di coraggio, di vita, di come si può essere veramente diversi ma più normali di quelli che si sentono normali, e questo ha segnato veramente la mia vita. Francesco, è questo uno degli insegnamenti? Sì, è fondamentale, perché come diceva pure Gaetano, il discorso, c'è tanta gente disabile che rimane a casa, in questo caso con lo sport si mettono tutti in discussione e effettivamente è una cosa bellissima, perché le famiglie si possono anche rilassare, perché vivendo i ragazzi poi con questa emozione che questo sport dà tanta serenità anche alla famiglia, e quindi è fondamentale far uscire i ragazzi da casa. Ed è il massimo, credo, quindi giustamente la gente che ci guarda ci ammira anche di tutti i sacrifici che facciamo, perché non è semplice andare agli allenamenti. Dove giocate? Così che insomma l'anno prossimo... Giochiamo a dove? Al Palamangano solitamente. No, giochiamo a Pala Uditore, e poi come allenamenti volevo dire mi stavo un po' confondendo. Okay. Allora, ci alleniamo al Quinto ETC in via Campolo. Perfetto. Prego. Tanti palazzetti che ci sono Sì. a Palermo, ovviamente. No, vabbè, a proposito, andiamo Sì, in sì. chiusura, allora ne approfittiamo, dobbiamo andare in pubblicità e poi spazio all'editoria, ve l'abbiamo detto all'inizio puntata. Intanto salutiamo anche tutti i tifosi del Palermo diversamente abili che hanno seguito ovviamente la stagione trionfale, poi in particolare saluto Maurizio Di Gregorio che è un tifoso, insomma, anche amico mio, e quindi lo saluto. Ciao Maurizio, ci vediamo in Serie A l'anno prossimo, solito posto. E poi a proposito di Palamangano ci riallacciamo ad un altro evento cittadino straordinario domani. Intanto domani c'è anche Parmonval, Castrovillari, Accarini, e là si giocano la promozione in Serie D, e quindi forza Parmonval. E poi la nuova Aquila Palermo gioca domani alle 19 al Palamangano contro l'Assitur Catanzaro, e la gara 3, gara 1 vinta molto bene da Palermo, gara 2 a Catanzaro invece mercoledì non è andata bene, però ci sarà la possibilità probabilmente in un Palamangano stracolmo di gente. Un consiglio: andate anche solo per curiosità, perché comunque si vive un pomeriggio di sport straordinario anche a chi non piace molto il basket, però vedere il tifo, il calore, i bambini e le famiglie che vanno a vedere comunque al palazzetto il basket è una bella esperienza. Poi c'è sempre un Palermo che deve andare in Serie B, e quindi forza Nuova Aquila Basket. Flavia, proprio visto, perché non ci dimentichiamo né di Perinetti né di Ceravolo né di Iachini, ci dimentichiamo di Zamparini un po' stasera, non è un problema. Leggiamo un altro paio di messaggi e poi ce ne andiamo in pubblicità. Sì, allora Nino Fodale scrive su Facebook: il caro presidente non cambia, la squadra è sua, non dei tifosi, così si ritorna presto in Serie A. Mentre sempre Serie B, scusate. Mentre Giancarlo Buonomo sempre su Facebook: Ceravolo ha amicizie migliori sul mercato, e comunque a me Perinetti non mi entusiasmava tanto. Ceravolo, viste le amicizie con Moggi e il figlio di Lippi e i tanti anni passati alla Juve, mi sa che il mercato lo conosce bene. C'è più di Perinetti. Ad oggi comunque per me il migliore è stato Foschi. E poi sempre su Facebook scrive Andrea Sorce: ecco come ringraziare un DS che ama Palermo e che ha costruito la squadra per risalire. Perinetti è un mito, addirittura accettato di tornare dopo che Zamparini lo aveva delegittimato assumendolo monaco, che ha combinato solo danni. Si salvi chi può. Senza stabilità non si può costruire un progetto serio. Grazie, intanto tranquillizziamo tutta la famiglia Norrito, perché anche tuo figlio è in Cina. Sì, ma non è squalificato. Ecco, non è squalificato, quindi non è... Sta studiando lì, non l'hanno squalificato. Sta studiando soltanto, quindi attenzione, ma nessun problema anche per gli amici. Magari ci è andato in Cina, vedete, in Cina ci vanno tutti quelli che li squalificano. Fermiamoci per la pubblicità, fra qua. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it.
Eccoci qua, iniziamo con il terzo e ultimo blocco di Rosa e Nero. Ci potete rivedere intorno alle 23 sul 13 oppure lunedì, perché lunedì rimanderemo la replica di questa puntata. Chi mi segue dei due, Ino, dacci un segnale, dai un comando. Ne approfitto per ringraziare tutta la squadra tecnica di quest'anno, Ino Sfameli alla regia, DNB alla parte audio e poi Bernardo Cagnoto, Luigi Vitale che sono gli operatori in studio, e poi il ringraziamento perché non l'abbiamo fatto la puntata precedente, va a Cosimo Tabita, che insieme a me ha seguito poi tutto lo speciale a Sciacca per lo speciale Bentivegna. Comunque grazie anche a Cosimo Tabita. Allora, questo è il libro, eccolo qua, Renzo Barbera, Una vita, un'epoca, edizioni 03, adesso eccoli qua, Roberto Gueli e Paolo Vannini, quindi abbiamo uno degli autori, Paolo Vannini. Perché stiamo riparlando di un libro che comunque è uscito nel 2012, però lo abbiamo fatto e abbiamo visto anche l'intervista realizzata con Iachini, perché finalmente è stato consegnato, diciamo, la prima parte di ricavato al coordinamento nazionale danneggiati da vaccino. Perché siamo arrivati alla fine di un tour, diciamo così, e il Circolo del Tennis, che è una parte sportiva importante nella quale la famiglia Barbera ha avuto un ruolo fondamentale, perché uno zio di Barbera è stato uno dei fondatori assieme ad altri personaggi famosi, e ci ha gentilmente ospitato per un incontro non soltanto sulla figura di Barbera, anche sul Palermo di oggi, perché è stato ospite Beppe Iachini, che Barbera aveva conosciuto non in qualità di presidente ma in qualità di uomo importante del calcio, lui da giocatore naturalmente. E poi perché in questa occasione abbiamo appunto consegnato la somma il ricavato delle vendite, che è andato interamente ad un'associazione indicata alla famiglia Barbera, e ci tenevamo che questo atto fosse pubblico. E allora abbiamo Paolo Vannini in studio, un altro nostro grande amico, Roberto Gueli. Noi l'abbiamo intervistato insieme a Roberto Benigno, che fa parte dell'edizione. Dura mezz'ora l'intervista? No, dura poco. Allora ascoltiamo Roberto Gueli e Roberto Benigno. Attraverso il presidente di calcio abbiamo cercato di raccontare un po' quella Palermo, anche grazie ad aneddoti, grazie a suggerimenti da parte di chi l'ha vissuta in pieno, e abbiamo tirato fuori anche una serie di pareri importanti legati a Barbera, non soltanto appunto legati al calcio, ma all'imprenditoria, a quell'aristocrazia tra virgolette che lui ha vissuto, anche se non era un nobile, e poi ringraziando ancora una volta la famiglia, quindi Giuseppe, Ialù, la signora Barbera, che so che ha gradito questo pensiero, questo ricordo per il marito. Ci hanno regalato un album fotografico incredibile, scovando fotografie nei cassetti di casa, che sono veramente belle da sbirciare, da guardare, perché insomma è quel bianco e nero storico che fa sempre piacere vedere. Questa iniziativa è stata accolta da tutta la nostra società editrice con grandissimo entusiasmo, diciamo, anche perché tutto il ricavato della vendita di questi libri va in beneficenza alla Condav, che è un'associazione di cui è presidente un membro della famiglia Barbera. Anche da lassù il presidente Barbera ha fatto del bene con questa iniziativa. Allora, abbiamo avuto anche l'occasione non soltanto di incontrare dei familiari di Renzo Barbera, Ialù e Dada, figlia e nipote, ma anche due del passato del Palermo, due giocatori del passato, Alvaro Biagini e Pupo Malavasi. Allora ce li possiamo gustare nel ricordo di Renzo Barbera. Una persona molto per bene, un generoso, molto generoso, e quindi insomma gli anni suoi sono stati anni belli. Ho un ricordo, una fotografia dove il dottore Barbera non andava in tribuna a vedersi la partita, ma allora il vecchio campo, diciamo, non era questo, dove c'erano i gradini, dove si scendeva per andare poi negli spogliatoi, seduto insieme al signor Lo Scicero, a Biagini, che faceva l'allenatore in seconda in quel periodo, ed altre persone. Quindi insomma una persona molto per bene, molto squisita, molto alla mano. Mi prendo la briga e anche così mi permetto di continuarla a chiamarla Pupo Malavasi. Ma per me è una soddisfazione, perché è rimasto un soprannome che a Palermo mi ha dato tante soddisfazioni. Che era una persona molto modesta e nello stesso tempo un grande intenditore dell'attività sportiva, e nel caso nostro calcistica. Era un presidente invadente, da un punto di vista tecnico? No, è sempre stata una persona molto attenta e anche intenditore, il che
ci rendeva a noi altri sempre la vita difficile, perché dovevamo accontentare anche il presidente al di là del risultato. Siamo riusciti a mettere su veramente uno scorcio di vita di papà, che non è stato facile. Io perché ero molto più piccola, i ragazzi un po', anche i nipoti, gli altri stanno fuori, papà sarebbe felicissimo. Infatti siamo molto emozionati. Devo dire che poi insomma questo Palermo in A ha sancito tutto. Cosa vi è arrivato di nonno Renzo? Di nonno mi è arrivato tutto. Lui era una persona così, aveva un ruolo così importante, ma era una persona molto umile. Devo dire che mi ha trasmesso questo, quindi tutto, l'umiltà, il suo modo di fare, nell'aiutare gli altri, nel cercare sempre di non vedere mai le differenze, chiunque avesse di fronte. Lui era una persona così, umile con chiunque. Eccezionale e unico, se posso dire. Bene, rientriamo in studio, partiamo da Salvatore, poi vorrei ascoltare anche Massimo e ovviamente Ignazio, un ricordo di Renzo Barbera. Io così te ne dico una un po' stupidina, no? Però mi fa piacere perché tutti conosciamo il Barbera aristocratico, gentiluomo, il Gattopardo, eccetera, eccetera, se ne sono detti di tutti i colori, ma era anche goliardico come pochi, attenzione, perché nei rapporti, anche nei ritiri, nelle cose, lui non si esponeva perché non poteva, però mandava noi a fare determinate situazioni. Per esempio lui andava sempre con un assessore in viaggio, no? E lo portava sempre con sé, anche perché mi pare che fosse assessore al bilancio, eccetera, eccetera. E noi avevamo il compito di preparare la stanza dell'assessore, cioè ogni volta che l'assessore andava in albergo noi dovevamo mettere la stanza doveva essere pronta, 2 arance e una banana. Lui andava a coricarsi con sua moglie, trovava il letto apparecchiato ogni volta, no? E quando lui ha scoperto l'inghippo, allora Barbera ci diceva: no, non fatelo subito, fatelo l'ultimo giorno. Lui ma per dirti delle cose, insomma, per dire quanto era affabile e cordiale anche in un rapporto che sai, era proprio da ragazzini di scuola. Massimo, e poi chiudiamo con Ignazio. Te ne racconto 2 velocissimamente. Il primo, la mia tesi di laurea raccontava della storia del calcio palermitano legato alla storia della città, cioè quello che succedeva in quell'anno nel calcio succedeva in città. Insomma, Renzo mi ha aperto le porte di casa sua, io passavo il pomeriggio a spulciare le cose e quindi mi ha dato una grossissima mano per portare avanti questa tesi. E poi la seconda, quando nacque il succitato mio figlio cinese, arrivavano in clinica fiori, come succede dappertutto, arriva un pallone da calcio, un pallone di cuoio, io dico: ma chi è questo qua? Apro il bigliettino e c'era scritto: con l'augurio che a Palermo sia nato un nuovo campione, firmato Renzo Barbera. Bello. Ignazio. Massimo giocava nella Juventina, di Renzo, l'ha omessa questa cosa. Vabbè, però se non si monta la testa. Ignazio, al pallone sì. E tu? Un ricordo tuo, Ignazio? Io ne ho tanti, perché io l'ho avuto presidente alla Juventina, avevo 17 anni e ho avuto la fortuna di incontrare questa persona che aveva un sorriso sempre smagliante, era l'emblema del positivismo, era uno che sorrideva facendo del bene a tutti. Io ricordo Renzo Barbera entusiasta sia nella Juventina che nel Palermo. Guarda, te ne racconto una che è spettacolare. Io sono ritornato dal Genoa al Palermo e siamo andati a giocare col Palermo a Genova, che era una partita difficilissima perché il Palermo a Genova non aveva mai fatto grandi risultati. Vincemmo 3-2, allenatore Veneranda. E lui era talmente felice che non sapeva come esternare questa sua felicità e ha detto: dove siete? Stiamo partendo da Genova, adesso fermatevi a Roma che vi raggiunga a Roma e andiamo tutti al locale di, come si chiama? Di Franco Califano. Ok. L'Hippopotamus si chiamava questo locale. Insomma, ci ha portato tutti in discoteca all'1:30 di notte a gioire con la squadra per una semplice vittoria in trasferta, per dirti quanto lui sentiva forte
questa squadra. Bello, bello. Andiamo da Francesco Caruana, poi ancora gli ultimi messaggi con Flavia Graziano. Salutiamo i nostri amici dell'hockey su carrozzina. Francesco. Sì, Luca, un flash dalla partita dell'Italia. Italia-Irlanda finisce 0-0, l'amichevole di Londra al Craven Cottage. Brutte notizie per Montolivo, confermata la frattura alla tibia sinistra, ovviamente salterà ai mondiali. Auguri di pronta guarigione a Montolivo. Si era pure sposato da poco Montolivo, vabbè, insomma, in bocca al lupo a Montolivo. Allora, Flavia? Sì. Allora, 3, 4, 5, 6 messaggi, tanto ce ne sono talmente tanti. Allora, Michele Eronia scrive su Facebook: molto probabilmente il nuovo Palermo sarà una squadra con Moggi in regia occulta. Comunque non bisogna avere paura di cambiare. Perinetti è stato l'artefice di questa promozione, ma non dimentichiamo che è stato anche protagonista della scorsa retrocessione. Sempre su Facebook Giovanni Zerbo: grazie direttore, Palermo non ti dimenticherà. E poi Luigi Lofermo: bella fesseria che ha fatto il presidente. La prossima quale sarà? Esonerare se dopo 3 o 4 giornate, esonerare Iachini se dopo 3 o 4 giornate non sarà a metà classifica? Vincenzo Cacciatore è divertente, però, Vabbè, accominciò, lo dico io. Ok, possiamo andare Mentre su WhatsApp ci scrive Gaetano: la partenza di Perinetti, l'arrivo di Ceravolo. Spero stavolta che il nostro presidente non faccia altre zamparate. Meno male che ha rinnovato il contratto al mister. Forza Palermo. Grazie Flavia Graziano, ovviamente ti ringraziamo per tutta questa stagione insieme a noi. Grazie a Davide D'Avenia, grazie a Francesco Caruana. Salvatore, dimmi pure. No, vi volevo ringraziare, ti volevo ringraziare intanto per il successo di questa trasmissione, per il fatto di essere stati sempre pronti a dare dei contenuti interessanti e piacevoli per quelli che ci hanno ascoltato. Sono stati tantissimi, quindi un abbraccio collettivo, mi sono trovato bene e vi ringrazio sempre di farmi ritornare un po' più giovane, perché anche il vostro è un ambiente giovanissimo. E poi volevo a fine stagione ringraziare il Palermo per la collaborazione che mi ha dato e dare il benvenuto a Franco Califano, stavo pensando, veniva quasi automatico. È giusto che sia così. Noi possiamo parlare, discutere se certe cose. Chiaro, in bocca al lupo. Però un grande in bocca al lupo e un benvenuto. Io ringrazio intanto voi perché ci siamo divertiti. Penso che poi questo sia stato il leitmotiv di quest'anno, di questa stagione. Più facile perché il Palermo ha vinto, però devo dire ci divertivamo anche quando il Palermo tristemente ai noi andava in Serie B. Eccoli là, ciao Davide D'Avenia, ciao Francesco Caruana, i tecnici li abbiamo già ricordati, ovviamente il ringraziamento a tutti coloro i quali fanno parte di questa azienda, dal palinsesto al commerciale, chi più ne ha più ne metta. Io ringrazio Gaetano Glorioso e Francesco Tagliavia, in bocca al lupo, siete in Serie A1 anche voi. Volevamo dire che abbiamo dimenticato l'allenatore, che è la moglie di Gaetano. Ah, vabbè. Perché è l'unica allenatrice nel mondo di wheelchair hockey. Se no ci linci a attenzione, guarda che è preoccupato degli allenamenti, Francesco. Volevo dire una cosa soltanto. Sì, la faccia del presidente Barbera è la faccia che solitamente un giocatore di wheelchair hockey ha a fine gara, ma anche gli spettatori. Quindi venite a vedere il wheelchair hockey perché è un'esperienza di vita sportiva importante che cambia la vita. Che dire, grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito non soltanto da casa ma anche in streaming, siete stati tanti. Che dire, ci rivediamo l'anno prossimo. Salvatore, sì vabbè, grazie a voi. Ci rivediamo in A soprattutto. Salvatore, ci vogliamo proiettare giusto un attimo quest'estate? Cosa faremo? Ci ritroviamo? Mi sa che ci rivedremo. Io direi di lasciare un po' di suspense, però ci sono delle iniziative in corso per quanto riguarda il Palermo, la vita agonistica del Palermo, anche ritiro e ovviamente mercato, e poi ci ritufferemo sempre con grandi novità, ma sempre con la stessa attenzione nel prossimo campionato. Va bene, quindi vi terremo informati. Grazie di tutto. Adesso invece abbiamo noi incontrato Giovanni Tarantino, che insieme a Paolo Massimiliano Paterna è l'autore di un altro libro, una storia rosanero, la maglia del Palermo, i colori di una città. Ovviamente vi spiegherà Giovanni Tarantino il contenuto di questo libro interessante, ci ha incuriosito, eccolo qua, e quindi noi vi lasciamo con questo amarcord molto particolare con uno degli autori di questo libro. Che dire, grazie davvero, ci vediamo l'anno prossimo, ciao! Una storia in rosa e nero, la maglia del Palermo, i colori di una città. Siamo con Giovanni Tarantino, uno degli autori, insieme a Paolo Massimiliano Paterna. Questa idea da dove nasce?
Nasce dalla voglia di rendere omaggio alla pluricentenaria storia del Palermo, rivisitata e rivissuta attraverso la storia delle maglie e quindi attraverso la storia di una unicità, di una particolarità, poiché il rosanero da 106 anni lo veste soltanto il Palermo. Tra l'altro, tra le prime curiosità ci sono le curiosità cromatiche nella storia del Palermo, perché? Il Palermo nasce rosso-blu, è una squadra di matrice inglese e quindi mutua i colori della prima divisa, che era una camicia, dai colori della bandiera britannica, il rosso e il blu del sangue e del mare, che sono gli stessi colori del Genoa Cricket and Football Club fondato nel 1893. Qualche anno dopo il Palermo passerà al rosa-nero. Il modello è sempre una camicia bicolore, i colori vengono trasformati. Per tanto tempo c'è stata una leggenda che voleva il rosanero come frutto di una scoloritura, quindi di un effetto chimico. In realtà non è così, perché uno scambio epistolare tra dirigenti dell'epoca conferma che già nel 1905 si era cominciato a parlare dell'adozione dei colori rosa e nero e che poi effettivamente nel 1907 divennero i colori del Palermo, i colori che il Palermo detiene tuttora. Il famoso dolce e amaro. Sì, e da questo punto di vista il Palermo sarebbe anche una società pionieristica per quanto riguarda le sponsorizzazioni, perché pare che dietro la scelta del rosa e del nero ci sia la volontà di promuovere due liquori, un liquore dolciastro al sapore di cannella e un altro amaro, prodotti al Barone Florio, che andavano bevuti a seconda dei risultati. Il Palermo faceva dei risultati molto altalenanti, quindi si poteva degustare il liquore dolce per assaporare le vittorie e quello nero per ricordare le dolorose sconfitte. La fine degli anni 70, l'inizio degli 80 è segnato dalla comparsa sulle maglie degli sponsor tecnici. Esatto, una rivoluzione in tutta Italia che chiaramente interessa anche il Palermo. Il primo sponsor tecnico del Palermo è la Admiral, un logo marinaresco sulle maglie a partire dalla stagione 78-79. Successivamente dal 79-80 le maglie del Palermo vengono realizzate dalla Puchen. Questa maglia ha una particolarità: la matrice di questa divisa viene utilizzata contestualmente nelle stesse stagioni anche dalla Roma e dalla Lazio, chiaramente con colori differenti. La maglia per i primi tempi destò una qualche sorpresa tra i tifosi nel pubblico rosanero, perché recava appunto questa P a cui non si era abituati. Molti pensavano fosse la P di Palermo e invece la P di Puchen, il logo che ha realizzato le divise. Sfogliando fra le pagine si arriva alla leggendaria maglia gialla. Perché leggendaria? Leggendaria perché è una maglia fantasma che è stata utilizzata come seconda, terza divisa soltanto per una stagione nel 1984-85. Devo dire che parte del merito della riattualizzazione di questa maglia va data a un collezionista, Gabriele Schillaci, che l'ha riproposta nell'ambito di una mostra organizzata qualche tempo fa. La maglia è stata realizzata dalla NR, che era uno sponsor tecnico che a metà anni 80 aveva un po' egemonizzato il mercato italiano. Era lo sponsor tecnico, oltre che del Palermo, anche ad esempio della Roma dello Scudetto, del Napoli di Maradona, del Milan. E non solo, la NR ha anche una particolarità: realizzò tutto il materiale tecnico e sportivo della Longobarda, la squadra allenata da Oronzo Canalino Banfi nel film L'allenatore del pallone. Chiudiamo andando nel presente, ma con un bel passo indietro, un bel tuffo nel passato, perché c'è una maglia di questa stagione utilizzata dal Palermo che ci riporta indietro nel tempo. La Puma, che è lo sponsor tecnico del Palermo nel corso delle ultime 2 stagioni, come seconda divisa effettivamente ha ripreso un modello che risale niente meno che alla stagione 61-62. È una maglia bianca che nella versione appunto dei primi anni 60 ha un girocollo rosa e nero con una banda diagonale rosa e nero. Riprende un po' il motivo della seconda maglia della grande Inter, che chiaramente in quegli anni aveva la stessa tipologia di divisa con i colori nerazzurri
azzurri. Noi raffiguriamo Rune Borgesson e contestualmente anche Bolzoni e Andelkovic, raffronto tra passato e presente, tutti raffigurati appunto con questa maglia. Ovviamente con tessuti completamente diversi, questa è anche la curiosità. Si passa dalla lana, da maglie pesantissime, e chi ha vissuto quegli anni ce lo può testimoniare, a maglie assolutamente moderne con tecniche di traspirazione totalmente differenti, tessuti molto leggeri.